Vacanzieri di ritorno, ma presto toccherà anche agli insegnanti e ai braccianti stagionali. I piani delle ULSS in vista dell'autunno, test rapidi anche negli aeroporti. Il virus è cambiato, tra i nuovi contagiati tanti i giovani e gli asintomatici, anche anziani. L'evoluzione dell'epidemia da coronavirus analizzata dal primario della microbiologia di Treviso, dottor Rigoli. E preoccupa il nuovo focolaio scoppiato in un'azienda alimentare della sinistra Piave. Positivi 20 dipendenti su 37, tamponi a raffica per familiari e contatti. Batterio kill nel reparto di maternità dell'ospedale di Verona. Non ce l'ha fatta la bimba di 5 mesi contagiata dopo la nascita, è la quarta vittima, lettera straziante della mamma. Violenta rissa alle 2 di notte in piazza Mazzini a Jesolo, trentenne altoatesino preso a calci e pugni, ricoverato in prognosi riservata. Ad Arzignano caccia il pirata della strada che ha travolto ed ucciso una ragazza di 15 anni senza prestare soccorso. Indagini sui rottami rimasti a terra e le immagini della videosorveglianza. Mascherine dalle 18 alle 6 del mattino. Asiago inasprisce l'ordinanza del governo. Mascherine obbligatorie in centro storico 24 ore su 24. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'epidemia da coronavirus, l'aggiornamento della situazione che è stata fatta oggi dalle varie ULSS del Veneto. In corso a tappeto i tamponi sui vacanzieri di ritorno, ma presto toccherà anche ai professori e ai braccianti stagionali agricoli. I piani appunto delle varie ULSS del Veneto in vista dell'autunno. Intanto si preparano anche i test rapidi negli aeroporti. Vediamo. Test rapidi in arrivo per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Già a disposizione dell'ULSS 3 Serenissima, entro pochi giorni saranno pronti per essere utilizzati al Marco Polo di Tessera. Una novità che si aggiunge alla rivoluzione in corso per permettere i tamponi ai viaggiatori che arrivano dalle zone a rischio, che per ridurre i tempi possono evitare di andare ai punti territoriali e farsi direttamente eseguire il test negli scali aeroportuali. Servizio messo a punto da 3 giorni e preferito dal 67% dei passeggeri che arrivano qui. Non solo, con questi tamponi faringeo-nasali non dovranno neanche stare in isolamento per le 24-48 ore previste per l'attesa dell'esito. Lo avranno entro pochi minuti. Questa mattina sono già arrivati, li metteremo in campo già nei prossimi giorni, i tempi si accorceranno sicuramente. Fate il conto che un tampone normale si viene esaminato nelle 24-48 ore, con il test rapido il risultato è attorno ai 10 minuti. Rientrano per un 40% dalla Grecia, Mykonos e Corfù la fanno da padrone, un 58% dalla Spagna, 2% da Malta. Non essendoci aerei che atterrino dalla Croazia, chi arriva dalla Croazia deve necessariamente recarsi nei punti territoriali. Su 3.361 tamponi effettuati dal 15 agosto da chi rientrato da queste zone a rischio, in tutto sono risultati 6 i positivi, 4 da tamponi eseguiti in aeroporto e 2 sul territorio, tutti asintomatici. Abbiamo esaminati più della metà, molto di più della metà, e abbiamo riscontrato delle bassissime positività, quindi 4 casi positivi all'interno appunto dell'area del portuale, che ci fa appunto pensare come accanto alla positività ci sia anche una asintomaticità di queste persone. La curva del contagio nel territorio dell'ULSS 3 sale lievemente, 175 in tutto i positivi ad oggi. I contatti in sorveglianza sono 452, 12 i ricoverati in area non critica, tutti al Covid Hospital di Dolo, di cui 8 sono gli ospiti della casa di riposo Scuola dei Battuti. L'azienda sanitaria presenta oggi 2,8 casi di positività ogni 10.000 abitanti. Fra i positivi si registra un abbassamento dell'età media da 60 a 40 anni e una diminuzione della sintomatologia. Il 72% dei positivi non ha sintomi. Altro obiettivo sanitario e nodo cruciale riguarda ora la sensibilizzazione rivolta soprattutto alle comunità moldava, rumena e bengalese. Il virus è cambiato, tra i nuovi contagiati anche tanti giovani e gli asintomatici. L'evoluzione dell'epidemia analizzata dal primario della microbiologia di Treviso, dottor Rigoli. Sentiamo.
Abbiamo dei dati straordinari sui test rapidi. I test rapidi di ultima generazione riescono e lo dico anche per i microbiologi che ci stanno ascoltando, riescono a evidenziare virus che hanno dei CT di cicli di amplificazione intorno a 37-38, vuol dire cariche bassissime. Sorride Roberto Rigoli, primario della microbiologia di Treviso, quando gli si chiede dei suoi test rapidi. Partita dal laboratorio del Cafoncello, la sperimentazione continua a dare risultati più che incoraggianti e la validazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, come preannunciato dal presidente Zaia, è dietro l'angolo. Cosa significhi test rapido lo spiega lo stesso Rigoli. Il test rapido va alla ricerca dell'antigene con il tampone nasofaringeo e la risposta avviene in 10 minuti, 15 minuti, 10-7 minuti. Il test costano intorno ai 12 euro, addirittura siamo arrivati con l'ultima contrattazione a 10 euro e qualche centesimo. Tempi velocissimi e costi contenuti, quindi il mix ideale per far fronte al flusso autunnale e alle 1000 incognite che ancora ci sono, nonostante la fotografia attuale sia comunque rassicurante. Qualcosa nel virus, dice la pratica quotidiana, è cambiato. Noi vediamo che ci sono dei focolai, naturalmente abbiamo visto tutti che l'età media si è abbassata, contemporaneamente però osserviamo che la gran parte di questi sono asintomatici, quindi questo ci fa ben sperare. Abbiamo anche anziani, sto parlando di pazienti del 1924, del 1926, che hanno alta carica e sono asintomatici o con sintomatologia molto lieve. Quindi questi sono dati di fatto sui quali dovremmo riflettere. Da qui il messaggio del primario. Partendo dai dati mi sentirei di dire ai trevigiani di stare tranquilli. Ma stare tranquilli non vuol dire non usare le precauzioni, quindi mascherina, lavaggio delle mani. E tutti insieme cerchiamo di mantenere queste attenzioni per vedere cosa succederà a novembre, a ottobre-novembre, perché nessuno è in grado di dirlo. Anche quelli che ipotizzano, ma nessuno è in grado di dire cosa succederà a novembre. E l'altro focolaio che preoccupa la Marca è quello relativo all'azienda della sinistra Piave. Ve ne abbiamo dato notizia ieri sera. Qui si sono effettuati tamponi per tutta la giornata. Sono le 3 del pomeriggio quando la macchina del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 riparte da questa azienda alimentare della sinistra Piave. È qui il nuovo focolaio della Marca che riguarda al momento circa una ventina di soggetti positivi su 37 monitorati, molti di loro lavoratori stranieri, come confermato anche dal direttore Francesco Benazzi. Test che sono proseguiti in fabbrica anche nelle ultime ore, come dimostrano le immagini di questo operatore bardato che entra in azienda. Dall'ULSS 2 fanno sapere che il cluster è stato circoscritto e che lo screening nelle prossime ore riguarderà anche familiari, conviventi e contatti diretti. Più o meno lo stesso copione che la scorsa settimana si è visto alla Bartolini di Casale sul Sile, dove i positivi sono nel frattempo saliti a 32 e questo su 116 soggetti controllati tra dipendenti e collaboratori provenienti anche dalle cooperative esterne. Mentre i 32 continuano la quarantena, i soggetti negativi saranno ritestati la prossima settimana quando saranno sottoposti a tampone per la prima volta anche 50 persone che nel frattempo saranno rientrate dalle ferie. Nel caso di loro positività si aprirà un altro capitolo, ovvero intercettare eventuali contatti avuti nel periodo di vacanza. Ed ora andiamo nel Veronese, dove il Citrobacter ha fatto un'altra vittima, la quarta. Si tratta della piccola Alice, una bimba nata sana in marzo a Peschiera del Garda e trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Borgo Trento di Verona, dove avrebbe contratto l'infezione. La piccola è morta nella giornata di domenica tra le braccia dei genitori, che ora chiedono giustizia per la figlia e hanno scritto una lettera aperta. Non può finire così, scrive la mamma al personale sanitario, ponendo una domanda molto dura: perché avete taciuto? Questo l'interrogativo della donna. Proprio il Citrobacter, come ricorderete, nei mesi scorsi aveva portato alla chiusura della maternità di Borgo Trento, dove si era infettata una dozzina di neonati.
A Jesolo ora con la violenta rissa la scorsa notte in piazza Mazzini, un trentenne altoatesino è finito in prognosi riservata dopo essere stato preso a calci e pugni. Le immagini shock della rissa nei social ripresi da dei passanti con il telefonino. Vediamo. Un'altra rissa è scoppiata in piazza Mazzini a Jesolo. A litigare intorno alle 2 di notte una decina di giovani. Il litigio sembra sia iniziato dapprima sulla spiaggia per poi finire a calci e pugni in piazza. Ad avere la peggio un uomo di 30 anni altoatesino ferito in modo serio da più persone anche quando era finito a terra. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà, ora si trova in prognosi riservata per una frattura del femore e di una vertebra. Per gli altri solo ferite lievi. L'ennesimo atto che indigna e preoccupa l'amministrazione comunale di Jesolo. Ci sono sempre dei stupidi, per non usare parole più pesanti, che continuano a venire qua per sballare, per ubriacarsi e per litigare. Non so che soddisfazione ci trovano in questo, però purtroppo questa è la realtà di una parte, per fortuna piccola, dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Comunque l'unica cosa che noi possiamo fare è collaborare con le forze dell'ordine per far sì che i controlli siano sempre più incisivi e costanti, però purtroppo con tantissime persone è inevitabile, purtroppo, ripeto, purtroppo, che certi fatti possano accadere. Questo non vuol dire giustificare ovviamente i comportamenti di queste persone che, come dicevo prima, vanno assolutamente condannati e allontanati e anche puniti. Sicuramente il Comune, una volta individuati i colpevoli, si vedrà se chiedere danni d'immagine, sentiremo l'ufficio legale per cosa fare. Secondo le testimonianze, un gruppo proveniente dall'Alto Adige, probabilmente in vacanza sul litorale, si è scontrato con un altro formato per lo più da giovani di nazionalità straniera. Quasi tutti, sempre secondo i presenti, risultavano visibilmente ubriachi. Il terzo grave episodio dopo quelli registrati a fine giugno e inizio luglio. A Jesolo, nonostante i numerosi controlli delle forze dell'ordine e l'ordinanza anti-alcol, risulta difficile arginare i comportamenti violenti spesso causati dall'abuso di bevande alcoliche. Arrivano spesso a Jesolo già con i bauli delle auto, con tanti super alcolici e quindi probabilmente c'è una moda di andare nelle località, ma io credo non solo a Jesolo, certamente sarà anche nelle altre località, per ubriacarsi, per sballare. In piazza Mazzini in pochi minuti sono giunte più pattuglie della polizia ed ora, grazie anche all'esame dei filmati, garantiscono al commissariato è solo questione di ore e tutti i responsabili della rissa saranno identificati. Ad Arzignano, ora dov'è caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso l'altra notte una ragazza di 15 anni senza prestarle soccorso. Indagini sui rottami rimasti a terra dell'auto, appunto, e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sentiamo. Sarebbe questione ancora di qualche ora per riuscire ad individuare il pirata della strada che ha investito la 15enne Angela Vignaga, fuggendo poi senza prestare soccorso. A dirlo il comandante di polizia locale Antonio Berto, che in coordinamento con le altre forze dell'ordine stanno completando di vagliare le decine di ore di immagini degli apparati di videosorveglianza della zona. Via Broggia, il tratto di strada dove la ragazza ha perso la vita, purtroppo è scoperto dalle telecamere, ma si stanno incrociando le informazioni a partire dal materiale rimasto a terra sul luogo dell'incidente e le immagini di tutte le vie che portano sul luogo del sinistro. Un lavoro a cui ha contribuito tutta la frazione di Castello, gente comune, privati e cittadini che, colpiti dalla tragedia, vogliono conoscere la verità. Una grande tragedia, una tragedia immane che ha coinvolto questa famiglia, ma che coinvolge tutta la comunità, tutta la collettività, e vogliamo prima di tutto stringerci attorno al dolore dei familiari, dei parenti e degli amici. È una tragedia perché appunto coinvolge una giovane vita che appunto è spezzata, ma anche per questa fuga, per questa persona che è scappata dalle proprie responsabilità e che stiamo cercando. Le forze dell'ordine sono al lavoro appunto per individuare chi ha commesso questo fatto. L'appello del sindaco, anche attraverso i nostri microfoni, al pirata responsabile affinché si costituisca, non ha purtroppo avuto ancora l'esito sperato. Si sospetta comunque sia una persona della zona.
Nel frattempo è stata resa nota la data del funerale di Angela, venerdì 21 agosto nella chiesa di Castello di Arzignano alle ore 10. In segno di lutto e di dolore abbiamo deciso di annullare gli eventi che erano previsti per questa settimana, quindi era previsto domani sera a Castello proprio un concerto e quindi è stato annullato, così pure in accordo con la Confcommercio è stato annullato il mercoledì by night e così pure anche l'evento che avevamo di riapertura della Fontana Daphne dopo i lavori è stato deciso appunto di rimandare anche la serata appunto dove era prevista questa inaugurazione. Ancora cronaca, violenta, picchia e sequestra una donna di 40 anni in centro a Venezia, arrestato dai carabinieri un trentenne tunisino. I due si erano conosciuti poche ore prima ai festeggiamenti per il Ferragosto. La donna è riuscita a scappare dopo ore di calvario. Violentata a Venezia durante la notte di Ferragosto. Una quarantenne è stata sequestrata, picchiata e costretta a subire violenza sessuale per ore. Solo la mattina dopo è riuscita a liberarsi dal suo aguzzino, un tunisino senza fissa dimora, e scappare cercando rifugio in un bar dove l'hanno poi soccorsa e portata in ospedale. Tutto è successo la notte tra sabato e domenica. La donna si era recata in centro storico con lo scopo di trascorrere la serata insieme a degli amici. Qualche ora più tardi sarebbe stata convinta da un ragazzo conosciuto poco prima a seguirla presso la sua abitazione con una scusa. Ma la casa del senza fissa dimora non era altro che un rifugio di fortuna in uno stabile abbandonato e semidiroccato ai bacini dell'Arsenale, diventato il teatro di un incubo dell'inaudita violenza. I carabinieri della Compagnia di Venezia, grazie alla ricostruzione dei fatti della donna e grazie al riconoscimento fotografico, sono riusciti ad identificare il presunto autore della violenza, trovando ancora alcuni indumenti della donna nello stabile dove si è consumato il calvario. In considerazione del complessivo quadro probatorio, l'uomo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Dovrà rispondere di violenza sessuale e sequestro di persona. Sono stati abbandonati da un camion poco fuori dall'autostrada all'altezza del casello di Portogruaro. Ora le forze dell'ordine sono alla ricerca di decine di immigrati clandestini, una quindicina al momento quelli rintracciati. Scaricati da un camion in mezzo a una strada, poco fuori dalla A4, all'uscita di Portogruaro. Sarebbero circa 40 i clandestini abbandonati in balia di se stessi in un paese che non conoscono, alla ricerca dei quali polizia e carabinieri stanno passando al setaccio i paesi della zona. Una ricerca che si spinge anche oltre il confine col vicino Friuli. A lavoro ci sono anche la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Polstrada, che sta consultando quanto girato dalle telecamere attive sulle autostrade. L'autista del mezzo rischia la denuncia per introduzione di immigrati clandestini. Finora sarebbero state rintracciate una quindicina di persone di origine medio orientale. Appena ho saputo della notizia dell'arrivo di queste persone nella nostra zona, ho subito telefonato alla Prefettura di Venezia, ho parlato col dottor Cento, innanzitutto per la preoccupazione che si fosse creato un ulteriore corridoio d'ingresso, questo è il dato numero uno, e secondo perché effettivamente fossimo tutti tutelati rispetto alla verifica sanitaria delle persone che arrivano nelle nostre zone. Sulle tracce dei migranti si è mossa infatti anche RULS. L'emergenza coronavirus carica ora vicende come queste di una preoccupazione ulteriore, quella sanitaria. Da coloro che al momento sono stati rintracciati e che saranno sottoposti a tampone, sarà probabilmente possibile ricostruire rotta e modalità di un ingresso in Italia avvenuto in termini fino ad ora inediti. Per quella che è la sua memoria è la prima volta che capita un fatto del genere, vale a dire che vengano abbandonati in mezzo, vicino all'autostrada delle persone. Per quanto ne sappia io sì. Per quanto ne sappia io sì. Se ci fosse una nuova rotta evidentemente c'è qualcuno che li trasporta, quindi questi personaggi che trasportano delle persone in maniera clandestina devono essere controllate, devono essere verificate, devono essere fermate. Ed ora la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Da ieri dunque è obbligatorio l'utilizzo della mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici all'aperto, ma c'è chi ha deciso di inasprire ulteriormente la decisione governativa. Sentite cosa è successo ad Asiago.
Mascherine H24 ad Asiago. Lo ha deciso il sindaco Roberto Rigoni Stern, che con un'ordinanza ha imposto l'uso dei dispositivi per tutto l'arco della giornata nella zona pedonale, dove in questo periodo di grande affluenza turistica è matematica la formazione di assembramenti. Poco da fare, noi abbiamo un corso 4 novembre, abbiamo un grande centro commerciale all'aperto, per intenderci, quindi questi turisti che rientrano dalle passeggiate, che rientrano dalla montagna, hanno la volontà di ritrovarsi per bersi un aperitivo in centro, per cui come in tutte le località turistiche si formano degli assembramenti, degli imbuti di persone, e io ho ricevuto moltissime segnalazioni da parte di turisti che rilevano l'insensibilità da parte di molti che non utilizzano la mascherina. Con questa ordinanza il primo cittadino va a ritoccare sostanzialmente le decisioni ministeriali che hanno varato l'obbligo di portare la mascherina nei luoghi soggetti ad assembramenti dalle 18 alle 6 del mattino. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri scatta dalle 6 di sera. Certo. Allora ditemi che senso ha stabilire queste restrizioni dalle 6 di sera fino alle 6 di mattina. Noi abbiamo preferito, ovviamente con le prerogative che sono tipiche dei sindaci, che hanno potere restrittivo rispetto alla normativa nazionale, abbiamo preferito di estendere questo limite H24, cioè su tutto l'arco del giorno nelle zone pedonalizzate del centro. Il provvedimento sembra aver incontrato il favore dei turisti e della popolazione, tanto che i primi cambiamenti sono già visibili in centro storico. E la cosa che mi fa molto piacere è che stamattina, girando qui per il centro storico, ho visto tutti i nostri ospiti e anche i nostri cittadini con la loro bella mascherina che transitavano, chiacchieravano, giravano molto liberamente per il centro senza tante complicazioni. Questo credo sia un bel segnale anche di civiltà. Andiamo ora a Treviso, dove abbiamo sentito l'opinione dei trevigiani sulla mascherina obbligatoria dalle 18 alle 6. Sentiamo. Guarda, nei luoghi di assembramento io penso che sia giusto. In questo momento mi trovo qui in una via dove non c'è nessuno, la mascherina ce l'ho, in piazza a Borsa l'ho messa e qui invece sto camminando, non c'è nessuno, non la porto. La mascherina dove non c'è nessuno non ha senso metterla, perché è solo un proteggersi dal nulla. Dove effettivamente c'è gente, assembramenti, bar, pannelli fuori dai locali, è giusto. Si lascia alla nostra libera discrezione capire dove c'è assembramento, per cui quante persone fanno assembramento davanti a un bar, davanti a un negozio, non si capisce. Secondo me è utile, era necessaria per evitare di nuovo di avere un lockdown nei prossimi mesi. Vedo in giro per i locali tante volte la mascherina non viene usata. Io penso sia una buona prevenzione, perché i giovani tante volte non si rendono conto, ma come anche le persone più adulte, che siamo continuamente a rischio, quindi si tratta di salute, è bene stare attenti, insomma. Ma è giusto, io la porto dalla mattina alla sera col lavoro che abbiamo, per cui lo trovo giusto. C'è stato troppo, sono stati troppo lasciati liberi, mi sembra. Non è solo colpa dei giovani, no, però perché se le discoteche le hanno aperte è perché ci vanno tutti. Quindi non dovevano neanche aprirle dal tuo punto di vista? Assolutamente no. Secondo me è un po' esagerato come cosa. Io ritengo che sia giusto comunque chiudere le discoteche, i luoghi di assembramento, ma dalle 6 di sera alla mattina è un po' troppo secondo me. Basterebbe solo comunque tenere un po' di distanziamento sociale. Ecco, in Francia com'è la situazione? È abbastanza male, perché i casi di continuazione tornano alti e quindi siamo un po' preoccupati, però rispettiamo le stesse regole che in Italia. Ho la mascherina, sono a posto, 1 metro dalla moglie che va benissimo, anche 2 metri che va ancora meglio. Primo giorno di vendemmia per le uve basi spumanti, le Chardonnay Pinot Grigio. Sui colli euganei però è allarme cinghiali. Un cinghiale femmina con i suoi 2 piccoli, ore 23:55. La ripresa delle telecamere di sorveglianza è impietosa. L'animale si avvicina al vigneto, piante di carmanere, un'uva tardiva ancora verde, visto che la sua maturazione avviene entro la metà di settembre. La femmina da brava mamma pensa ai suoi piccoli e strappa i grappoli per nutrire i cuccioli. Poche ore di lavoro, il primo sopralluogo era stato all'imbrunire e di uva ne resterebbe pochissima. Una piaga che continua sui colli euganei, la presenza fuori controllo dei cinghiali. Qui siamo a Baone e il titolare dell'azienda ci racconta come in poche ore i cinghiali abbiano razziato mezzo ettaro
di produzione, tanto da convincerlo a recintare ed elettrificare anche questa parte di proprietà. Un grosso problema soprattutto in un'annata che si annuncia ottima e abbondante per il vino. I cinghiali sono molto ghiotti d'uva, la prediletta è l'uva dolce come il moscato, ma i video lo dimostrano, va bene anche quella non ancora perfettamente matura. Inefficace, spiega il titolare dell'azienda che produce vino biologico per ora l'azione del Parco Colli. Sul controllo dei cinghiali la strada è molto lunga, intanto a soffrire sono le aziende che nel giro di una notte rischiano di perdere mesi e mesi di lavoro. E restiamo a Padova, ritorna domenica 30 agosto in Prato della Valle la Pink Run, la corsa riservata alle donne che a causa del Covid ha cambiato formula. Come sempre le partecipanti potranno aiutare 2 onlus del territorio. La Pink Run diventa staffetta. L'11ª edizione, in programma domenica 30 agosto, sarà diversa da tutte le altre. Gli organizzatori della corsa in rosa, più famosa di Padova, hanno sostituito il classico percorso da 8 km con una avvincente staffetta di 50 metri, sempre in Prato della Valle, lato Santa Giustina. In un village di 20.000 metri quadrati arrivate mascherine munite, vi misuriamo la temperatura, entrate, vi igienizzate le mani, ritirate il vostro pacco corsa, vi consigliamo di preiscriversi online per abbattere i tempi delle procedure e avrete solo 50 metri da fare o camminando o correndo. Come sempre, chi correrà la Pink Run potrà anche donare un contributo a onlus selezionate. In 10 anni l'organizzazione ha devoluto oltre 323.000 euro a 15 organizzazioni senza fini di lucro del territorio. Ecco quelle dell'edizione 2020. Pink Run agevolerà 2 progetti specifici di Associazione Pulcino, quindi la Conductive Education per i bambini che causa dalla prematurità hanno avuto delle disabilità motorie, e l'Home Visit. L'Home Visit è un'equipe di specializzati che vanno a casa delle famiglie appena dimesse. Sono veramente orgoglioso, contentissimo, felicissimo di partecipare alla Pink Run e di essere beneficiario. Hanno supportato il progetto Disabili in Viaggio, dove porteremo ragazzi paraplegici e accompagnatori a fare vacanze alternative a base di motori, perché io, amante dei motori, ho visto che le sensazioni che i motori ti sanno dare, la libertà, le vibrazioni, la velocità, stimolano molto a rimettersi in gioco. Quindi amiche, partecipate, Pink Amiche, partecipate. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, l'anticiclone dunque tenta di riconquistare il nostro territorio e in fin dei conti ci riuscirà regalando una bella giornata. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di mercoledì 19 agosto ci mostra che avremo un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Temperature minime tra 14 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione. Anche qui infatti il sole sarà il protagonista con cielo terso e limpido e senza piogge. Temperature minime fino a 20 gradi, valori massimi invece sui 27-28 all'incirca. Infine stesso scenario anche sul Trentino Alto Adige con condizioni di bel tempo asciutto e stabile e anche di ampio soleggiamento, non sono previste precipitazioni. Temperature minime sui 13 gradi, massime invece fino a 30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.